E su Raspadori avevi... Sì, ho molto da dire. Innanzitutto come ti chiami? Tommaso? Tommaso, ti chiedo, Raspadori punta centrale ti ha convinto? No, già dall'anno scorso. Io Raspadori punta non lo riesco proprio a digerire, perché per me è un giocatore che deve giocare o dietro le punte o al massimo sull'esterno. Perché è vero, oggi ha fatto un bel gol, c'è da dire, però dobbiamo essere onesti, con lui da là davanti perdiamo un sacco di palle, soprattutto le palle alte, che sono, diciamo, la base. Infatti con Simeone già è diversa la situazione, ma non dico Osimhen, perché Osimhen per me è il top player. Poi magari con Lukaku sarà ancora tutto... No, Lukaku no. Sei contro... No, contro Lukaku. E chi vorrei- Lukaku solo attacca a due, per me non è da Napoli. Chi vorresti al posto di Per Osimhen? me io voglio che rimane Osimhen. Secondo te potrebbe davvero restare? Sì, io credo che con la giusta fiducia Osimhen può restare. Abbiamo fatto un bel lavoro con Di Lorenzo, perché deve andare via Osimhen?